Lo hanno chiamato il Summit del Mare ed è un modo per rafforzare la collaborazione tra i 10 comuni della costa, fare squadra per diventare una filiera in grado di moltiplicare il valore delle singole località. D'estate il litorale veneziano e rodigino ospita nel complesso oltre 25 milioni di turisti, un risultato che andrà continuamente riconquistato e difeso da una concorrenza sempre più agguerrita. Quando il mondo ricomincerà a viaggiare, quando gli aerei saranno di nuovo a portata di mano di tutti, noi dovremo essere più attrattivi, dovremo fare un'offerta integrata in maniera tale che i sistemi d'eccellenza, i sistemi però anche già consolidati, siano dei sistemi nuovi, che devono offrire nuove opportunità ai nostri giovani e quindi ai nostri ospiti. Il 2023 sarà dedicato ai temi dell'agricoltura, della pesca e del turismo. A Venezia, intanto, i 10 comuni della costa presentano ognuno un progetto all'insegna della sostenibilità. Noi abbiamo presentato un progetto sull'isola del Lido, sull'oasi degli Alberoni, di rigenerazione urbana, di recupero di manufatti per renderli ecosostenibili a disposizione della popolazione. È un progetto che viene costruito dal basso ed è un progetto di eccellenza perché alla fine all'interno di tutto questo ci saranno anche delle destinazioni legate al sociale. Il progetto del Comune di Venezia è in sinergia con l'Università IUAV. Allo IUAV interessa molto essere dentro a un summit del mare perché pensiamo che un grande rinascimento della città può avvenire attraverso gli studi del mare. Intanto nel settore la ricerca di personale continua a dare problemi, confermando una tendenza che si va consolidando. La stagione 2023 sia quella che forse da questo punto di vista inizia all'insegna della situazione più critica e quindi io penso che potremmo stimare in circa un 25% quella che è la forza lavoro mancante in maniera abbastanza trasversale nel comparto turistico veneto.